torneremo ad andare alle sagre. Come le abbiamo sempre viste, no di certo in questo periodo, però molte sagre vogliono esserci ancora, molte manifestazioni, molti eventi. Si fa sempre più difficile la stagione delle sagre nella Marca. Regole stringenti, spazi molte volte insufficienti o non utilizzabili hanno già fatto gettare la spugna a molte pro loco. Non abbiamo nessuna idea perché bisogna vedere come va avanti questa cosa. Siamo in collaborazione con l'amministrazione comunale e ci confrontiamo sempre. Per quanto ci riguarda, quest'anno l'evento estivo, la festa sul Sile, purtroppo non potrà essere organizzata per una serie di motivi che ci impongono un rispetto per i nostri ospiti. Altre puntano a utilizzare al massimo gli spazi aperti per ottimizzare i costi. Il nostro auspicio appunto è quello di proporre anche in estate, se tutto andrà per il meglio, di proporre qualcosa nella nostra bellissima piazza. Potrebbe essere una buona iniziativa. Poi c'è la possibilità di unificare le sagre. Unione fa la forza. Dovremmo rispettare delle regole che ancora non sono chiare e quindi non sappiamo in che modo, però io sto parlando con molte pro loco e tutti dicono faremo questo, faremo l'altro, qualcosa faremo di certo. Al momento però l'estate rischia di rimanere senza eventi. C'è un impegno forte da parte dell'UNPLI provinciale e dei consorzi, che sono 10 nella provincia di Treviso, di poter a partire dal mese di settembre in poi, sempre se questa epidemia ce lo permetterà, di riallacciare laddove in qualche maniera magari non si è sviluppato fortemente il rapporto con le attività locali, collaborando con loro con delle serate a tema.